Operatori sanitari, protezione civile, volontari della Croce Rossa, gli scout della Gesci. È un brulichio di donne e uomini l'ex ospedale di Monselice che in 36 ore si è trasformato in un hub sanitario di accoglienza per i rifugiati ucraini. I primi 2 pullman sono attesi a ore, donne, bambini, qualche anziano e i loro animali domestici che entreranno trovando indicazioni in italiano, ucraino e inglese in cartelli come questo con la bandiera ucraina. Tutti verranno accolti nei 4 piani attrezzati in tempi record in stanze da 2-4 persone con aree pensate per il pranzo comunitario ma anche per lo svago con smart TV. Nell'emergenza il grande cuore e la professionalità di una macchina organizzativa pronta a partire e a dare il meglio emergono. Siamo consapevoli del calvario, vogliamo che si sentano a casa e dobbiamo dimostrare che la città di Monselice è ospitale a 360 gradi. I rifugiati qui dovrebbero rimanere per pochi giorni. Dovrebbero rimanere dai 2 o 3 giorni fino ai 6 o 7 giorni sostanzialmente, ecco. Però cerchiamo di fare in maniera che la loro permanenza, anche se breve, qui a Monselice possa essere il più migliore possibile, insomma, ecco, che si possano sentire anche coccolati perché ne hanno bisogno. Il tempo di fornire la tessera sanitaria, la cartella di salute e le vaccinazioni, poi i rifugiati raggiungeranno le destinazioni finali assegnate dalla prefettura. Sanità e vitto sono in capo all'ULSS che garantirà un presidio sulle 24 ore. Al resto ci penserà la macchina della protezione civile che farà da coordinamento e garantirà l'accoglienza. In 36 ore abbiamo messo in moto una macchina molto complessa che una volta delineata nella giornata di ieri tutta la linea organizzativa di questo accoglimento per questo hub, abbiamo anche definito le linee di comando. Compiti definiti nel dettaglio, dalla registrazione degli ospiti allo stoccaggio dei beni in magazzino. Accanto ai rifugiati ci saranno anche alcune interpreti che si sono rese disponibili e garantiranno, come la protezione civile, una presenza sulle 24 ore, una risposta commovente da parte di tutti. Sul sito del comune di Monselice pubblicato un elenco con tutto il materiale necessario. Le parrocchie si sono rese disponibili a fare da centro di raccolta per quello che i cittadini vogliono portare, poi semplicemente la parrocchia chiamerà la protezione civile che si occupa anche dei trasporti